Questo paese, situato sulla strada che va da Senigallia ad Arcevia, si chiama Piticchio. La frazione, che contiene poco più di 100 persone all'interno del castello, raggiunge una popolazione totale di 800 anime, che vivono nel borgo sottostante e nelle campagne vicine. La sua struttura architettonica medievale indica una storia ricca di avvenimenti che si perde lontana. È difficile conoscere le origini di questo paese. Certamente la sua struttura difensiva fa supporre che le popolazioni rurali si raccolsero nei luoghi più alti e inaccessibili, intorno alle superstiti ville fortificate romane, organizzandosi in comunità religiose, minacciate dalla fame e dalle epidemie, dalle guerre, esposte agli arbitri e ai ricatti di chiunque avesse potere per forza o per diritto. All'inizio del Novecento, dopo l'unificazione d'Italia, i contadini vivono ancora nella miseria più nera. In questo teatro, situato nella casa padronale dell'allora possidente conte Giampieri, ritroviamo i simboli retorici di un'Italia nascente. E il teatro, con il suo piccolo spazio, nascosto nella casa del ricco signore, sarà il simbolo di una cultura aristocratica, non accessibile agli abitanti del luogo. Sempre nelle stanze del conte Giampieri troviamo questa preziosa mappa raffigurante il comune di Roccacontrada con le sue frazioni. Il castello di Piticchio apparteneva alla sua giurisdizione. Nelle stanze del sindaco di Roccacontrada, oggi comune di Arcevia, troviamo documenti preziosi del nostro paese. Lettere di segnalazione della polizia, un ribelle fuggito dal carcere si aggira nella zona, ricevute dal Monte dei Pegni, 2 forchette, un coltello, un lenzuolo, documenti di repressione, di miseria secolare. Il 4 maggio 1944. Nella valle i nazifascisti massacrano i partigiani del gruppo Sant'Angelo. Intere famiglie, contadini della zona, rompono l'anonimato e la paura e diventano protagonisti della storia. Piticchio è uno dei 9 castelli di Arcevia, ma è forse l'unico di questi 9 castelli che ancora conserva le sue caratteristiche medievali. Anche la stessa vita dei castellani sembra rifarsi alla tradizione, quindi a un'epoca ormai superata. Ma tutto questo è soltanto un'apparenza, una visione apparente, perché in effetti nel castello e soprattutto fuori del castello si è sempre svolta una vita abbastanza vivace, sia per quello che riguarda la cultura, sia per quello che riguarda soprattutto le lotte dei contadini, dei lavoratori di questa zona. E oggi proprio dal Consiglio di zona di Piticchio è venuta fuori un'istanza molto precisa per quello che riguarda lo sviluppo delle nostre campagne.
E qualche giorno fa c'è stata una riunione per andare verso forme associative, cooperativistiche, perché soltanto in questa direzione gli abitanti, i contadini, i coltivatori diretti di Piticchio hanno capito che è possibile risolvere il grave problema che oggi purtroppo assilla tutta l'economia agricola del comune. È l'estate. Quelli che avevano lasciato la terra per emigrare nel nord, in Svizzera, in Germania, ripopolano il paese reinventando un modo di vivere ormai lontano. Alcuni, i più fortunati, acquisteranno una casa nel castello per godersi la vecchiaia e dimenticare la dura fatica. Altri partiranno domani verso le fabbriche del nord, dando a quella semplice serata un valore irreale e di sogno. Sta zitto, che ne so, 7.
ne fa? Picchio? No, mettiti a palino. No, è bianco. Dai, che è rosso. È rosso. Aspetta che chiamano l'americano. Che misura, no? C'è la misura. Non capire, va, che ti porto via l'ogni. Tiro un calcetto? Guarda un po' pecora. Otto buoni. Tanto bene, sì, le panzette. No, farli mai. Abbiamo parlato di questo piccolo paese marchigiano. Abbiamo accennato alla sua storia, ai suoi fatti gloriosi, ai suoi problemi. In un momento in cui la cultura e la politica si concentrano sui temi e gli avvenimenti delle grandi città. Piticchio è una cellula della nostra società. Eppure, nella sua apparente realtà romantica di castello della nostra infanzia, racchiude in sé un mutamento storico. I suoi uomini intanto rompono la diffidenza e si organizzano nella volontà comune di risolvere i loro secolari problemi ed essere, attraverso forme associative di lavoro, più protagonisti della propria vita. 9 a 6.